Zelkor presenta Il silenzio è oro, letto dalla locanda della tormenta. Buon ascolto. Se vi spingeste nella zona nord-est dello stato messicano di Zacatecas, potreste forse imbattervi in una minuscola spruzzata di casette radunata attorno alla chiesa, come pulcini attorno alla chioccia, che prende il nome di Barranco Seco. Il nome deriva da un corso d'acqua che scorreva nei paraggi, ma che si inaridì verso la fine del Settecento, lasciandosi dietro un burrone dalle pareti argillose. In effetti, tutto quanto a Barranco Seco ha un aspetto riarso e polveroso, abitanti compresi. È possibile che non abbiate mai sentito parlare di questo paesetto, poiché non figura nelle guide turistiche e non compare nei siti delle agenzie di viaggio. È un insieme di abitazioni scolorite dal sole, collegate da viottoli silenziosi, di quando in quando percorsi dall'affaticato vociare di qualche radio o da qualche pigro strimpellare di una chitarra stonata. Non offre niente, né alla vista né agli altri sensi, e persino gli stessi abitanti, 122, stando all'ultimo censimento, sono persuasi che presto o tardi Barranco Seco imiterà la sorte del torrente da cui prese il nome, trasformandosi in uno dei molti paeselli fantasmi che costellano quell'arida e giallastra zona del Messico. Che attrattive può vantare un posto simile? Perché ci siamo presi il disturbo di raggiungerlo se non c'è nulla da fare? Nessun sito archeologico da esplorare, o almeno una piccante specialità da gustare. La ragione la troviamo quasi sempre seduta sulla vecchia panca a fianco al portone della parrocchia di Santiago. Se vi recaste lì, specie dalle 4 del pomeriggio alle 7 di sera, potreste imbattervi nell'uomo più strano di tutta Barranco Seco. Forse persino di tutto il Messico. A vederlo non lo si direbbe così particolare. Ha circa 70 anni, ha la pelle color mandorla tostata come tutti i suoi compaesani. Rughe profonde gli piagano il volto, sottolineando un'espressione malinconica, dietro la quale ancora si intravede la virile avvenenza che ne caratterizzò la giovinezza. Sotto il grosso naso gli crescono baffoni folti, brillanti, quasi se fossero di filigrana d'argento. I suoi occhi sono come il caffè appena macinato, ma chiunque li osservi non vi si sofferma troppo a lungo, poiché trasmettono una strana, indefinibile inquietudine, come accade allo sguardo di chi ha visto cose non fatte per occhi umani. Quell'uomo porta il nome di Felipe Alvaro Murrieta, anche se a Barranco Seco tutti lo conoscono come Don Felipe. I suoi pantaloni scuri, le scarpe con le punte screpolate e la camicia lisa ai gomiti non fanno certo intuire quanto egli è, o meglio, era ricco. In effetti il patrimonio di Don Felipe era uno dei più sostanziosi di Zacatecas, almeno fin quando la famiglia non se ne appropriò, in gran parte sperperandolo. Oggi colui che ne beneficia maggiormente è un nipote che vive a Cancun, spendendo quasi tutto in cocaina, donne e palestre, incurante di quanto quel denaro sia costato caro all'anziano parente, il quale, fra parentesi, non vede da anni. La sola testimonianza rimanente della passata ricchezza di Don Felipe è rappresentata dal vistoso anello d'oro incastrato sotto la grinzosa nocca dell'indice sinistro. Probabilmente, quando morirà, il valore di tale oggetto servirà a pagare il suo funerale. Don Felipe abita in una casetta triste e dall'intonaco scorticato, attaccata alla canonica. Di fatto è padre Julian a prendersi cura di lui, provvedendo a fargli la spesa e a far sì che 2 volte a settimana una donna vada a pulirgli casa. Don Felipe in realtà è autosufficiente, sebbene l'età e le passate esperienze lo abbiano infiacchito prima del lecito. Coloro i quali non sanno nulla dei fatti che lo coinvolsero credono che egli sia autistico, poiché non parla, e quando ci prova emette solo versi inarticolati piuttosto sinistri. Solo pochi a Barranco Seco, fra i quali padre Julian, conoscono la verità, ma non ne accennano mai, se non in certe sporadiche occasioni, a ora molto tarda, in compagnia di una bottiglia di pulche e illuminati da luci basse. Il fatto di cui queste poche persone hanno timore di parlare accadde quando Don Felipe era ancora un giovanotto scanzonato, la cui voce funzionava a meraviglia e sovente si faceva udire sotto i balconi delle ragazze del paese, accompagnata dal suono di una chitarra. All'epoca, ovvero 35 anni fa, anche Barranco Seco aveva un volto diverso.
Gli intonaci erano integri, le imposte dipinte con fulgenti colori, i balconi rilasciavano cascate di fiori e la gente sembrava più vivace. Non c'erano automobili, come del resto neanche adesso, e fatta eccezione per una sgangherata corriera che raggiungeva il paese 2 volte al giorno, i soli mezzi di locomozione erano carretti trainati dagli asini o biciclette. Era un luogo povero, ma se non altro era un luogo felice di ciò che aveva, ancora lontano dal pugno di case agonizzanti che si presenta al giorno d'oggi, senza risate e senza musica, ormai prossimo alla morte. Barranco Seco era quindi graziosa tutto l'anno, ma lo era in modo particolare nei giorni tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, durante la ricorrenza del Día de Muertos, occasione durante la quale la gente ricordava i propri defunti. L'aria fra le abitazioni si profumava dell'aroma del pan de muertos e dei tamales, mentre le lapidi del piccolo cimitero, solitamente un luogo mesto e solitario, si accendevano dei colori delle ofrendas, tutte decorate di sgargianti corolle di selosia e calendula azteca. Ovunque era brio e giocosità. La gente beveva tequila, agua de Jamaica, mezcal e champurrado, e ovunque si veniva spiati dai volti sogghignanti di coloratissime calaveras. Le vie erano intasate di gente mascherata, di burattinai, di venditori di cibo e bevande, tutti lì riuniti per festeggiare e fare più chiasso possibile. E non si poteva dire che in questo Felipe Murrieta non fosse un campione. Orgogliosissimo nel suo abito migliore e con il viso dipinto con sembianze di teschio, si aggirava con gli amici, approfittando dell'ebbrezza generale e del clima allegro per prendersi confidenza con le ragazze. Se riusciste a far parlare uno dei pochi di Barranco Seco che furono testimoni di quanto accadde quella notte, vi sentireste dire che fu appunto per mostrarsi agli occhi delle ragazze che Felipe decise di avvicinarsi a quel carrozzone scuro e malconcio, uno dei pochi a non mostrare colori e ad avere un'aria insolitamente tetra. Apparteneva, come tutti sapevano, a una venditrice di nome Juanita, una donna strana e ombrosa, che arrivava a Barranco Seco solo in occasioni come quella. Sulla sua figura circolavano le storie più disparate, forse per via del fatto che era di etnia virrarica ed era ancora saldamente devota ad ancestrali culti precolombiani, perduti con l'estinzione degli Aztechi. Vendeva per lo più manufatti di legno, tessuti, piccoli ninnoli di pietra, ma la sua fama a Barranco Seco le derivava da una misteriosa miscela a base di peyote. Sebbene il parroco scoraggiasse con veemenza tale pratica, era piuttosto usuale che i ragazzi del paese si sfidassero a bere quella pozione, subendone gli effetti. Di solito la faccenda era abbastanza innocua e chi sorseggiava la bibita si comportava come chi è vittima di una formidabile sbronza, agendo in modi buffi per il divertimento degli amici. In altre occasioni, però, la faccenda era degenerata e il malcapitato viveva esperienze terrificanti, nelle quali la realtà si popolava di visioni e figure orribili, come se l'inferno li avesse inghiottiti, masticati e risputati. Nessuno poteva predire gli effetti di quella sostanza, poiché essa agiva in modo differente da persona a persona. Quando Felipe, con l'intenzione di provare la pozione di Juanita, si approssimò al carretto, una decina di persone corsero ad assistere, con aria tra il divertito e il preoccupato. Oltre a Felipe, altri 2 ragazzi vollero cimentarsi nella sfida. Juanita, seria e indifferente come sempre, radunò alcune bottiglie ricavate da zucche secche, mescolando strani sciroppi dai forti aromi, in 3 bicchierini di peltro tutti bruniti e ammaccati. Condì il tutto con una manciata di spezie tritate, mescolò e consegnò i bicchierini ai 3 coraggiosi giovanotti. Essi, sotto lo sguardo dei presenti, brindarono e buttarono giù la pozione d'un fiato. Il sapore, come dissero in seguito, era sorprendentemente aspro, tanto che ebbero il sentore che le gengive gli si raggrumassero attorno alle radici dei denti e che la lingua gli si restringesse. Mezzo minuto dopo, la bevanda prese a fare effetto. Uno di loro cominciò dapprima a ridacchiare, poi a ridere sempre più forte, con la faccia rossa rigata di lacrime, e intanto si contorceva e sussultava, le braccia attorno ai fianchi, come chi cerca di difendersi mentre diverse mani gli fanno il solletico.
Il secondo ragazzo alzò gli occhi al cielo e trascorse le 2 ore successive a tentare di afferrare la luna, divertendo tutti con l'espressione sbalordita che assumeva accorgendosi di non esserci riuscito. Per quel che riguarda Felipe, la sua risposta alla pozione non fu tale da meritare le risate o anche solo l'interesse degli spettatori. Subì una sorta di sonnolenza che lo indusse a barcollare, gli occhi a mezz'asta, il volto pallido che ogni tanto fremeva per qualche tic nervoso. Si sedette sugli scalini di una casa e lì restò a lungo. E tutti si erano quasi scordati della sua presenza, impegnati com'erano a burlarsi del tipo che cercava infruttuosamente di derubare la notte della luna o del ragazzo che veniva solleticato da mani invisibili. Ma poi, di colpo, Felipe scattò in piedi, mandò un grido lacerante e si accasciò al suolo con gli occhi rivoltati nelle orbite. La gente gli fece subito capannello attorno e alcuni lo sentirono bofonchiare. «È il perro! È il perro ciego!» L'indomani Felipe si destò con un gran mal di testa e un vuoto di memoria che iniziava dal momento in cui aveva bevuto la pozione di guanita. In verità, in molti si persuasero che stesse solo fingendo di non rammentare quanto aveva visto durante la trance, perché il modo sbrigativo con cui affermava di non ricordare niente e il suo distogliere lo sguardo dall'interlocutore mentre lo affermava furono piuttosto sospetti. Per una settimana il carattere estroverso e vivace di Felipe si involse in un atteggiamento taciturno e pensieroso che colpì molto quanti lo conoscevano. Spesso nello scorgere un cane il ragazzo trasaliva e osservava l'animale come a cercarvi un qualche segno prima di disinteressarsene. In quel breve lasso di tempo Felipe restava spesso sovrappensiero e quando aveva una matita sotto mano scarabocchiava strani schizzi. Uno di questi disegni è oggi custodito da padre Julian, anche se difficilmente riuscireste a convincerlo a mostrarvelo. Si tratta dell'abbozzo di una scheletrica sagoma di coyote, il muso allungato e spettrale nel quale si spalancano occhi grandi e bianchi. Tuttavia, ben presto tornò a essere quello di sempre e tutti, a Barranco Seco, scordarono lo strano episodio. 2 settimane dopo Capodanno, Felipe Murrieta scomparve. Come quasi tutti i sabati, si era recato all'unica cantina del paese per trascorrere la serata a giocare a carte fino a tardi con i suoi amici, ed erano stati proprio loro gli ultimi a vederlo e a riferire del suo comportamento bizzarro. Verso mezzanotte, nel pieno di un'agguerrita partita a Reina Negra, Felipe aveva lanciato lo sguardo oltre la finestra e sotto il suo incarnato di caramello si era ingrigito repentinamente. In fretta e furia, farfugliando scuse incoerenti agli allibiti giocatori, aveva lasciato lì le carte ed era uscito dal locale inforcando un vicoletto. Tutti avevano immaginato che fosse rincasato, ma al mattino si seppe che non era tornato a casa e che nessuno in paese l'aveva più visto. Le ricerche furono volenterose e frenetiche, seppur del tutto infruttuose. Molti collegarono questa sparizione agli effetti della pozione di Juanita, ma siccome Felipe non aveva mai voluto accennare alla cosa, non c'era persona a Barranco Seco che potesse avere il benché minimo indizio su dove si fosse recato. Trascorsero 3 giorni e la popolazione già stava temendo il peggio, quando sul far del tramonto una sagoma zoppicante comparve lungo la strada principale. Si trattava di Felipe, tutto sporco di terra, le mani incrostate di grumi di sangue e con lo sguardo fisso davanti a sé, vuoto di espressione. Era a torso nudo, poiché aveva usato la camicia come sacco per contenere qualcosa. Senza parlare con nessuno, senza dare spiegazioni, andò diritto a casa sua, dove i genitori e le sorelle lo attendevano ansiosamente. Qui termina la storia che conoscono in molti e inizia quella riservata ai pochi. Ciò che Felipe aveva riportato con sé era un tesoro di fattura azteca, composto da pregiatissimi monili di turchese, mirabili maschere di giada, collane e amuleti d'oro, il cui valore era incalcolabile. Quando venne chiesto al ragazzo dove avesse trovato tali preziosi e chi gli avesse indicato il luogo dove cercarli, si scoprì che Felipe non poteva più parlare, limitandosi a emettere suoni bofonchianti, come se la lingua fosse inerte e le sue corde vocali incapaci di produrre suoni articolati.
Poche ore più tardi, il giovane si trovava preda di una febbre altissima, un delirio nel quale si agitava, strabuzzando gli occhi e divincolandosi come se mostruosità invisibili lo accerchiassero. Padre Julian, che solo da gennaio aveva sostituito il vecchio parroco del paese, si recò al capezzale di Felipe molto spesso durante quel suo strano malessere, e in molti affermarono che fu grazie alle sue preghiere se il ragazzo riuscì a ristabilirsi, anche se non poté mai recuperare la parola e non tornò più a essere il tipo gioviale e scanzonato di prima. Si mostrava invece apatico e refrattario ai divertimenti, quasi non gli importasse più di nulla. Persino il tesoro che aveva portato a Barranco Seco non gli dava soddisfazione e ne sfruttò pochissimo, giusto qualche centinaia di pesos per un anello. I suoi familiari, al contrario, approfittarono del disinteresse di Felipe e smerciarono tutto a certi trafficanti di antichità collegati al mercato nero, ricavandone una fortuna. Il mutismo di Felipe, il suo strano cambio di personalità e gli incubi che tormentavano le sue notti indussero la famiglia Murrieta a prendere sempre maggiori distanze da lui, e identico comportamento attuarono gli altri del paese, gente che prima lo aveva chiamato amico e che beveva in sua compagnia. L'unico a stargli vicino fu il parroco Julian e pochi altri, ai quali negli anni seguenti Felipe rivelò la sua storia, trascrivendola in un memoriale gelosamente custodito da padre Julian, e che pochissimi hanno avuto l'onore di leggere, restandone molto inquieti. Nel resoconto, stilato da Felipe, l'uomo affermava di conservare ricordi estremamente confusi e vaghi della visione che aveva avuto dopo aver bevuto la pozione di Juanita. Nondimeno, un elemento risaltava chiarissimo, ossia l'immagine di un orribile coyote dagli occhi ciechi, le labbra ritirate su zanne aguzze e le ossa che affioravano dalla pelle striata. Quell'immagine era accompagnata da un senso di terrore, ma anche di attesa, come se in lui vi fosse un istinto che con un'innaturale convinzione gli assicurava che presto o tardi quell'essere sarebbe venuto a trovarlo. Cosa che era avvenuta alla mezzanotte del giorno in cui Felipe scomparve. Dalla finestra della cantina aveva visto due occhi perlacei spiarlo nell'oscurità di un vicolo e subito aveva capito di che cosa si trattasse. Una stilettata di panico gli aveva attraversato il cuore, ma allo stesso tempo era sorta anche una certezza incontrovertibile. Doveva seguire quel cane mostruoso. Così aveva abbandonato gli amici e si era inoltrato nel vicolo, dove quell'animale lo aspettava, fissandolo con quegli occhi di luna. Di nuovo Felipe era stato invaso da una paura annichilente, però l'aveva ricacciata indietro, seguendo il coyote spettrale fuori dai confini di Barranco Seco, inoltrandosi in sentieri inargentati dal plenilunio, cercando di non soffermarsi sul fatto che la sua sinistra guida non gettava ombra e che le sue zampe non facevano frusciare l'erba ai cespugli. Ben presto, uno strano stordimento, simile a quello sperimentato attraverso la pozione, incominciò a impossessarsi di lui, rendendolo a malapena consapevole di dove si trovasse o delle sue azioni. Ogni tanto gli pareva di scorgere fugaci sagome agli angoli del campo visivo, forme oscure e fumose che svanivano non appena girava lo sguardo. Il coyote procedeva 20 passi avanti a lui, fermandosi di tanto in tanto ad attenderlo, assicurandosi che Felipe ancora lo seguisse. Lo condusse in una zona selvaggia, dove le sagome aguzze delle piante di yucca si profilavano contro il velluto del cielo e il frinire dei grilli assumeva un tono inusuale, fondendosi a pronunciare parole in lingue remote, perdute. Davanti a lui, il coyote aveva iniziato a claudicare, perdendo dietro di sé lembi di pelle che si sgretolavano, simili a carta incenerita. Ben presto dell'animale non restò che un opalescente scheletro, che si scompose al suolo, emettendo un tetro ticchettio d'avorio. Dalle sue spoglie, sparse sulla ghiaia, esalò una figura oscura e mummificata, qualcosa che un tempo doveva essere stato umano. Forse. Felipe la fissò, cadendo in ginocchio, cercando di pregare, ma senza riuscirvi. Quella cosa indicò prima la porzione di terra dove il coyote era caduto, poi si portò l'indice rinsecchito sulla bocca priva di labbra, in un eloquente gesto di silenzio. Quindi
evaporò istantaneamente, lasciando il ragazzo solo, a tremare di terrore, in mezzo al buio. Sotto i raggi della luna, le ossa del coyote rilucevano al pari dell'argento, sinistramente invitanti. Controllando i tremiti della sua mano, Felipe strisciò fino a quel punto e allungò il braccio, afferrando la mandibola zannuta. Venne, attraversato da un brivido, unito alla consapevolezza che doveva mettersi a scavare, cosa che fece in modo automatico, quasi senza cognizione di farlo, usando le ossa del coyote come utensili per scalzare via le pietre. Scavò senza fermarsi, anche quando le mani furono ricoperte di taglie e vesciche, raggiungendo una profondità di quasi 1 metro, al che i primi oggetti baluginarono fra il terriccio riarso. Il cuore di Felipe aumentò i battiti in un misto di eccitazione e orrore. Un senso di intorpidimento gli si allargò in bocca, appesantendogli la lingua, crescendo man mano che le sue mani sanguinanti esponevano il tesoro alla luce dell'alba, che tracciava d'oro rosa i contorni frastagliati delle colline. Da quel momento i ricordi di Felipe si ricoprirono di bruma. Rammentava vagamente di essersi tolto la camicia e di averla usata come sacco per trasportare il tesoro dissepolto, ma non conservava altri ricordi, se non visioni incoerenti al pari dei deliri della febbre. Felipe Alvaro Murrieta non ha più parlato da quel fatto. Si dice che non abbia neanche più riso o manifestato vera felicità, se non rare e sporadiche volte, ma si tratta sempre di sorrisi brevi e malinconici, come quelli che affiorano sul volto di chi rammenta una gioia ormai perduta. Le ricchezze scoperte in quel modo incredibile non recarono benessere né a lui né alla famiglia, la quale prese a disgregarsi nella credine e nell'avidità. Alcuni suoi parenti si uccisero a vicenda per aggiudicarsi il diritto di mettere le mani sul denaro derivato dalla vendita dei preziosi. Altri finirono in rovina, perdendolo in investimenti poco assennati. Altri ancora, e tra questi pure il nipote di Cancun, lo usarono per comprarsi il proprio costoso veleno, senza minimamente sospettare dell'approssimarsi della fine. Giorno dopo giorno, Don Felipe siede sulla panca, il capo chino e lo sguardo puntato a terra, senza nessuno che lo saluti o che gli rivolga la parola, proprio come se fosse diventato un fantasma prima della morte. Non esprime mai emozioni, eccetto la paura, nel caso scorga un cane. Non importa se è grande o piccolo, perché quando Don Felipe nota un cane, corre subito dentro la chiesa e non esce finché non è certo che la bestia sia andata via. Molti non danno credito alla sua storia, pensano che sia solo l'ennesimo caso di demenza senile o di qualche altro male che corrode la mente fino a ridurla a qualcosa di sottile e sfaldabile. La maggior parte di quelli che abitano Barranco Seco non conosce neppure la vicenda che lo coinvolse. Una piccola percentuale, tuttavia, sa tutto e crede a ogni singolo particolare. Non necessitano di prove, si fidano di Felipe e del fatto che nulla potrebbe trasformare così un uomo, se non un qualcosa di terribilmente sconvolgente. Si dispiacciono per lui, ma ne hanno pure timore, come si teme qualcuno toccato da un morbo sconosciuto e forse contagioso. Ma Don Felipe non ha mai dispensato ad altri il suo male. Tiene le mani sulle ginocchia e il sole fa luccicare il vistoso anello che gli cinge l'indice. È un oggetto grosso, quasi pacchiano, con una sorta di blasone sul davanti, dove sta incorniciato un teschio con un dito posto sulla bocca. El silenzio es oro, recita il cartiglio sottostante. Il silenzio è oro.